mi viene proprio da esclamare, una cosa così. Chris Barazzina e Teresa Rocco questa sera a Villa Grambrura, cantiamo Napoli. Beh, tu con la treccia e io sbarazzina, vedi? Viva le donne! Viva le donne sempre, è vero. No alla violenza, lo diciamo perché te porti proprio il rosso. No, assolutamente, contro la assolutamente. violenza. Viva le donne, le donne vanno rispettate, amate e coccolate. Ecco, chi meglio di una bella donna lo può appunto dire. Insieme alla mia presenza qui Villa Grambruro si illumina sempre di più questa bella atmosfera anche con la tua bella voce, con le tue canzoni, e le canzoni di una volta, del passato, le canzoni recenti. E questa sera invece come ci sbalordirai? Con questo singolo che da un po' che è in circolazione, si chiama Egoista di città, Vincenzo Lucarelli e Carmine Liberati ne sono gli autori, ed è un grande piacere per me come sempre essere presente a Cantiamo Napoli, perché è una famiglia importante, una famiglia della quale non si può fare a meno facendo la canzone napoletana, per cui viva Cantiamo Napoli. È un voto da 1 a 10 per la struttura scelta? Ah, io lo dissi la prima volta che sono venuta, 100. Si mangia anche bene, ragazzi, mi raccomando, famiglie soprattutto. Alfonso riesce sempre a stupirci con queste location importantissime, quindi per gli sposi, per le cerimonie, adesso per il 2016 venite a Villa Grambruro perché l'atmosfera è bellissima, non c'è bisogno di andare oltre per le foto, qui c'è un panorama e un'atmosfera unica. Prezzi sono buonissimi, sbalorditivi, quindi mi raccomando, venite, venite, ve lo dice anche Teresa Rocco. Sì. Quindi non ci resta che salutarci, Teresa, e augurare a tutti un buon mese. Eh sì, perché questo è il mese di Cantiamo Napoli, la sua canzone. Esatto. Egoista di città, Teresa Rocco, qui a Cantiamo Napoli.